oggi si chiama Alla ricerca del bello d'oro, e intanto che allestiscono videocamera e prendono posto e via dicendo, vi dico due parole due sul libro. La ricerca del bello d'oro era, cos'era il bello d'oro? Era il manto dorato di un ariete alato, simbolo di potere e guarigione, custodito in corpide. Quindi vedete che dà un argomento come il cavallo, con tutti i suoi significati reali e simbolici. Passiamo adesso al mito. Oltre al suo significato mitologico, il bello d'oro potrebbe essere stato associato a tecniche di estrazione dell'oro, come la cattura di pagliuzze d'oro nei fiumi. Alcuni studiosi interpretano la ricerca del bello d'oro come un mio prezioso pacco, come una metafora per la ricerca della conoscenza dell'immortalità. La tesi è che l'antica chiesa ortodossa georgiana, tra le più antiche chiese del mondo, abbia inglobato al suo interno l'antico mito di Medea e Giasone e abbia assunto e conservato fra i suoi templi il bello d'oro. Il bello, in questa prospettiva, è l'anticipazione ellenica della venuta del Cristo. Abbiamo presentato Emanuele e Franz stamattina come presentatore di libri, lo troviamo adesso come autore. Nato in Friuli nel 1981, è saggista, filosofo, attore e poeta. Si occupa di filosofia, di storia delle religioni, di letteratura di montagna. Vive a Moggio, e chi è di Moggio lo conosce, e ha all'attivo oltre 20 pubblicazioni in cui spazia dai romanzi alla saggistica, dai dialoghi alle opere drammatiche, dalla letteratura di montagna all'erotismo. Nel 2008 fonda la casa editrice Audax, che tuttora dirige. Nel 2017 pubblica La storia con modernismo presente, un saggio sulla storia universale, in cui sostiene una innovativa teoria sul tempo. Due parole su Tobias Fiore, ma proprio due parole stringiamo la presentazione. Tobias Fiore, nato nel 1989, abita in un piccolo paese di 1000 anime che è Zenis, in provincia di Udine. Ancora da studente liceale ha steso a soli 16 anni il romanzo Notte, pubblicato ora da Campanotte Editore. Appassionato dall'estetismo di Gabriele D'Annunzio, al poeta Tobias Fiore ha dedicato l'insolito saggio Il tema nelle mani nell'opera veneziana. A voi la parola. Accanto a Tobias Fiore abbiamo un co-presentatore che si presenta da sé. Sono Mario Vigallo per i non moggesi e insomma, sono titoli Emanuele Franz ho risposto positivamente, perché non è la prima volta che gli do una mano, diciamo così, a presentare il libro. Questa è la terza, mi ha ricordato prima, una memoria non eccellente. Ma non so in che veste presentarmi, sono moggese, per cui abito qua da sempre, conosco Emanuele Franz quasi sempre, per cui insomma è giusto collaborare tra di noi. Bene, grazie per essere venuto, grazie per essere venuti a voi due. Grazie a voi che avete pensato a questa rassegna di incontri valorizzando scrittori del territorio, Associazione Toscana Friuli e Venezia Giulia, ed è singolare che questo libro l'ho presentato a Firenze, la prima seduta l'ho presentato a Firenze al congresso di archeologia nazionale. C'è questa mutua linfa.
Mario Di Gallo fa il modesto, ma in realtà è un alpinista apprezzabilissimo. Ha scritto a lui alle Alpe Carniche: mio papà quando ero bambino, per incoraggiarmi, mi diceva guarda il Mario Di Gallo come è determinato, e io nei momenti da quello che sei così oggi. in effetti, quindi. E Tobias Fior, che abbiamo presentato stamattina nella splendida cornice della Vittorina di Vesiutta, ha presentato il romanzo inedito della figlia di Gabriele D'Annunzio, da lui curato, e quindi io ho presentato lui questa mattina e adesso lui fa da moderatore a questo incontro, quindi è bello vedere che forze, menti ingegni producono e offrono. È la cosa più bella, perché in un mondo in cui tutti scappano, corrono, non hanno voglia di pensare a niente, ci si ferma un momento ed è già qualcosa di molto importante. Quindi grazie. Adesso lascio a Tobias che introduca la serata. Buonasera a tutti, grazie. E anche grazie delle belle parole. Spero di essere io stavolta all'altezza, perché stamattina sei stato splendido e ti ringrazio ancora. Allora, innanzitutto, io e Emanuele ci conosciamo ormai da diversi anni, no? E quando l'ho conosciuto non sapevo di questo suo spirito da avventuriero, no? E quindi sul momento ho dovuto andare un po' a cercare dove era già stato. Mi ha affascinato il suo modo di pensare sempre all'oltre, no? Poi c'è il famoso detto il non plus ultra, no? Quindi andare sempre più avanti, sempre più oltre. E col tempo mi sono accorto che questo spirito di intraprendenza e di avventura di Emanuele cattura. E in questo caso mi ha catturato 2 volte, perché quando mi ha detto Tobias andiamo a cercare il bello d'oro, io ho detto accidenti, devo rispolverare un attimo le mie nozioni da liceo classico che avevo nel frattempo accantonato, perché insomma si studiava sui testi greci e li si traduceva, si faceva una fatica immane, quindi insomma mi interessavi ben poco, no? Ma sentirlo parlare di tutte le sue ricerche, di tutti gli autori greci che andava a riscoprire, raccontava questa leggenda, ho detto Emanuele, guarda, io ti aiuto, ti do una mano, sono al tuo fianco, non di presenza magari, ma quantomeno una mano posso dartela. Però c'è da dire una cosa molto importante. Innanzitutto la ricerca del bello d'oro di Emanuele Chiudi gli occhi. Faccio dall'altra parte, chiudili lo stesso. Devo girarmi di Che spalle. peggio. No, devo girarmi di spalle, se no. E allora così Meglio chiudere. va bene. Apriremo l'aria da qualche altra parte. Ecco, nell'anno. dicevo che No, quella Dicevo che la ricerca del bello d'oro si colloca in un contesto più ampio, perché Emanuele stava effettuando un grandissimo pellegrinaggio per portare l'unità dei cristiani. Voi siete uno che è qui con me, è uno dei testi, tra l'altro più belli che io ho letto in merito alla storia delle religioni, e quindi voglio immediatamente magari fare una domanda così a secco a Emanuele, magari poi passo la parola a Mario che ci illustra il territorio, magari non so se era la tua intenzione questa. L'unità
il vello d'oro come unità. Ce ne racconti qualcosa? Ma sicuramente, intanto grazie Tobias in questa introduzione, in questo omaggio. Sì, io è giusto dire, il lavoro che ho svolto non è solo sui libri a leggere storici antichi, ma poi ho fatto un viaggio che tocca 3.400-3.500 km, partito da Moggio, ho attraversato i Balcani, mi sono imbarcato sul mercantile durante lo scenario bellicoso anche, no? Un paio di anni fa sul mercantile da solo, sono arrivato in Georgia, quindi è un lavoro di ricerca che ho fatto che non si svolge soltanto dietro le biblioteche, ma dopo è un fatto che vado a scoprire il gusto dello smarrimento, della scoperta, dell'avventura, delle peripezie, andare a vedere con mano, con gli occhi, ma questo ha sempre accompagnato il mio spirito di ricerca. E questo libro poi si colloca in una serie di ricerche che fanno parte, chiamiamola così, di una trilogia. Ho fatto delle ricerche sulle acque della vita al confine con la Siria e anche lì sono passato in Anatolia da solo a rintracciare le fonti citate nella Bibbia. Ho fatto una successiva ricerca in Grecia sul mito della Cosmopolita. Quindi mi piace intanto vedere come nei miti antichi non sono solo leggende o fantasie di qualche mitografo, ma andare a vedere come questi miti, queste storie poggiano su qualche cosa di reale, quindi rintracciare anche fiabe popolari, come per esempio tradizioni successive hanno inglobato tradizioni precedenti e quindi mostrare come non ci sono fratture. Il mio lavoro qui in Georgia in particolare è stato vedere come le prime comunità cristiane della Chiesa ortodossa georgiana, che è tra le più antiche del mondo, quella armena, è la prima nazione dichiarata cristiana, ma si dice che uno degli apostoli è arrivato in Georgia e parliamo del secondo e terzo secolo, cioè ben più vicini gli eventi di questa nascita del cristianesimo rispetto al mito del vello d'oro. Quindi, anche se il mitografo e il poeta può aver colorato, può aver sicuramente ingigantito, ma queste prime comunità devono sicuramente aver inglobato, assimilato, introiettato, e questo era lo scopo della mia ricerca, mostrare come in questo fazzoletto di terra ci sia un qualche seme che inerisce il concetto di unità, l'uno. Intanto perché collocare questo mito, intanto diciamo cos'era questo vello d'oro. Ecco, il vello d'oro, dice il mito, era di questo ariete volante con poteri magici, sacro, che fugge, attraversa, adesso si chiama Mar Nero, no? Una volta il nome antico era Ellesponto, cioè il mare di Elle, che Elle cade dall'ariete e finisce dentro a questo mare che prende il nome da questa Elle. E questo, diciamo, manovratore del vello, il vello era la pelle dell'ariete sacro agli dei, dorata, no? E chi possedeva questa pelle sarebbe stato il signore dell'universo, comunque avrebbe guarito da ogni male, ok. Finisce in Colchide, era il nome che gli antichi davano all'attuale Georgia, quella fazzoletto di terra che separa Europa e Asia. Quindi questo principe Giasone rivendica il trono e insomma questo re gli dice: vuoi il trono? Vai a prendere il vello d'oro e portamelo qui. Cioè praticamente gli dà un'impresa impossibile, perché per quel tempo arrivare in Colchide significava attraversare proprio il mondo. Qui stiamo parlando di una zona geografica che è quella del Caucaso, per quello che Mario Di Gallo, che è un alpinista, perché sono montagne leggendarie, sono montagne stupende, c'è l'Elbrus, sono montagne delle più spettacolari che la natura e il mondo offrono, no? E per gli antichi era il limite invalicabile del mondo. Pensiamo che il mito di Prometeo, questo titano anche qui che ruba il fuoco della conoscenza agli dei, e per punizione viene legato sulle montagne del Caucaso. Quindi in queste montagne si collocano molti miti che hanno a che fare con l'unità. Prometeo è un titano che collega il cielo e la terra. Il vello d'oro cosa fa? Cioè lo scopo di questi principi, e poi organizzano questa spedizione degli argonauti, Giasone,
prende il nome la spedizione degli Argonauti perché la nave si chiamava Argo, da qui ecco gli Argonauti. Dovevano recuperare il velo in Asia e riportarlo in Europa, ma questo ha un significato profondo, anche in termini geopolitici tutt'oggi. Queste zone, Armenia, Georgia, Caucaso, pensiamo alla Cecenia, siamo limitrofi, sono zone intanto che separano Europa e Asia, e la netta separazione fra Europa e Asia, come mondi differenti, come cultura, come ideologie, come visione del mondo e dei valori. Questa divisione inizia da un certo punto storico in poi. Cioè Eschilo con i persiani, no? Queste famose guerre fra l'Asia, che erano questi persiani che venivano da un altro mondo, e la cultura greca. Il velo, che poi il mito ne parla anche Ovidio, io ho letto Tacito, Ovidio, Diodoro, Plinio, Polonio, Valerio, Flacco, cercando i propri punti dove parlano esattamente di dov'era, e mi accorgo che questi storici, un conto, ecco, distinguiamo, un conto sono i mitografi e i poeti, un conto sono gli storici. Ecco, questo scopo, no, di andare a prendere il velo e riportarlo qui aveva un significato molto più profondo, quello dell'unità, perché dicevo, con Eschilo e le guerre persiane nasce lo scontro fra questi due mondi, Europa e Asia, che però in epoca precedente, in epoca arcaica, non c'era. Cioè la distinzione Europa e Asia terminologicamente proprio a un certo punto che nasce. Prima i Dori, che venivano dal nord, gli indoeuropei, i greci probabilmente avevano la percezione di una unità culturale, di valori, di cultura, di una discendenza comune che è andata perduta. A un certo punto della storia in poi questa unità è andata perduta. Quindi ovviamente qui il mitografo ricostruisce l'unità agognata, questi vanno in Asia a recuperare qualcosa che è andato perduto. Una chicca linguistica ce la dice proprio Ovidio. Il velo Giasone con queste peripezie, ovviamente maghe, no? La sorella di Circe, Medea, tutta un'avventura per andare a prendere questa, una delle più importanti saghe dell'antichità. Arrivano, attraversano di nuovo il Mar Nero, e dove c'è l'attuale città di Costanza, l'antica Tomi, in greco vuol dire Tomè, diviso, e il mito dice che si sono squartati il velo, cioè il velo va a finire, in realtà il fratello di Medea che viene fatto a pezzi, ma lì è un'allegoria, cioè il velo viene diviso a metà fra Europa e Asia, no? Cioè il mitografo racconta di questa unità agognata. Ci sono ovviamente, pensiamo a un'altra chicchetta, perché il velo era la lana dell'ariete sacro, no? Cioè fabbricato dagli dei, Ermete, anche qui un dio non a caso, psicopompo, che unisce terra e cielo. La lana era un bene essenziale, no? E l'unità di misura della lana in latino è il pensum, cioè proprio era l'unità di misura della lana, cioè il pensum era l'unità che veniva presa per poi tessere, no? Quindi il velo d'oro è legato al pensum. Notiamo che la parola pensile, aggrapparsi, e la parola pensiero è la stessa, perché il pensiero si aggrappa, cioè il pensiero è un ricamo. Atena, dea della saggezza, è anche la dea della tessitura, quindi abbiamo che cosa? Che nel vello d'oro c'è il pensiero d'oro, c'è un pensiero purificato capace di curare tutte le malattie, per quello dava il potere della guarigione universale, cioè di guarire l'ignoranza. Perché io credo, poi una volta che ho fatto tutte queste indagini in Georgia, che la Chiesa georgiana ha assimilato questi antichi miti, perché le prime comunità, io poi ho visitato anfratti, monasteri, templi, hanno questo culto poi del mantello divino, il mantello biblico, il mantello evangelico dell'Emmorissa, no? Che praticamente anche lì vennero divise le vesti di Gesù Cristo, no? Si contesero le vesti. C'è di nuovo questo concetto del mantello smembrato, ma le analogie non finiscono qui. Iason in greco è Yeshua, è la ellenizzazione di Yeshua. Yashtai in greco vuol dire curare. Quindi c'è anche lì l'ariete offerto il sacrificio per Dio, c'è questa unità, no? Che di cielo e terra, ma anche di Europa e Asia. Mi sto perdendo troppo in parentesi, no? Non vorrei diventare troppo. Però ecco, io volevo andare poi, letto i libri, i mitografi colorano, ma gli storici, c'è uno storico qua che dice
hanno esagerato i poeti nel raccontare, no, queste gesta di Giasone, ma anche gli storici che mettono in dubbio, gli storici antichi, gli storici romani per esempio, dicono che una fortezza c'era, presidiata militarmente. Dicono che i draghi che Giasone ha combattuto non c'erano, però si chiamavano draghi perché il capo di queste guardie venute dal nord si chiamava Dracone. Quindi cioè gli storici antichi dicono sì che i mitografi hanno colorato, ma che un tesoro inestimabile c'era ed era declamato in tutto l'universo. Quindi io, al di là dei poeti, ho voluto vedere che cosa c'era di vero. Quindi con i testi di Apollonio alla mano, di Ovidio, di Tacito, ho deciso di partire e andare là. Anche perché mentre si è cercato, per esempio, qualcuno è partito a cercare l'Eldorado, sappiamo di qualcuno che ha organizzato spedizioni per andare in Atlantide, sappiamo che durante la storia si sono messi a cercare il Santo Graal, ma dico seriamente, E invece io non ho mai sentito di uno che è partito alla ricerca del Vello d'Oro. E dico perché no? Perché non andare a vedere? Perché poi alla fine noi abbiamo bisogno di osare, di tentare, di partire e poi essere qui da voi a offrirvi queste avventure e condividere queste scoperte, che è il bello poi del partire e del tornare e di condividere un'esperienza. È un modo di portare in tutti noi quell'unità di cui stiamo parlando. Ecco, adesso lascio a Mario due parole. Grazie per avermi chiamato, ma mi sono chiesto perché sono qua. Allora, mi fa piacere intanto che ci sia un'associazione toscana Friuli Venezia Giulia senza trattino, no? Senza trattino, Lui ci tiene tanto. Dopo 2 mesi di consiglio regionale per togliere il trattino. Per con legge costituzionale. Ecco, mi fa molto piacere che ci sia questo scambio ho appreso oggi di bibliografico, diciamo, no? E quindi questo apporta sicuramente ricchezza a entrambi, ricchezza culturale a entrambi. Secondo me la cultura è qualcosa che va continuamente fomentata, va continuamente ricercata, no? E questo è un sistema. E dicevo, perché sono qua? In quanto io ho la mia cultura, diciamo così, la mia formazione più tecnica, per cui ho fatto qualche digressione nella filosofia, nella storia delle regioni, ma così en passant, senza grossi approfondimenti, per cui non metterò ovviamente lingua su questi argomenti. Sono qui perché su 34 pubblicazioni che ha fatto il nostro autore, 34 no? Perché ce n'è una in più di questo, 38, ecco, mi sono perso per strada, a 3 delle quali ho partecipato in veste di relatore, ma erano pubblicazioni inerenti alla montagna, inerenti personalità che io più o meno conoscevo, comunque mi trovavo meglio in quel campo lì. Va bene. Allora, qui parliamo di un viaggio con profonde ricadute mistiche anche, no? Non so se ce ne parlerà dopo, che danno il sale al racconto di un viaggio X, insomma, no? Ed è un viaggio sul quale io non svelerei il risultato, in quanto c'è una domanda, una ricerca, no? Io non svelerei se il nostro autore ha trovato o meno un bello, ma lo lasciamo alla lettura di chi vorrà approfondire, giusto? Quindi un viaggio presuppone una conoscenza geografica, una conoscenza letteraria, geografica, se non altro, che poi verrà approfondita come egli ha fatto durante il viaggio, durante il percorso. Oltre a questo aspetto di viaggio che ho apprezzato anche molto la parte filologica, cioè la parte nella quale lui è risalito all'etimologia delle parole, appunto avete già sentito prima, no? La sa lunga, insomma, Emanuele Franz sull'etimologia delle parole, etimologia che svela dei retroscena che sono impensati e impensabili e che fanno parte della nostra storia, se non della nostra cultura, no? Diventano proprietà culturale dal momento in cui ne conosciamo il significato, e va bene. Allora io vorrei dare
una collocazione geografica a questo viaggio, se non altro all'arrivo del viaggio. Perché? Perché è una regione questa, ho una cartina sott'occhio perché mi ci perdo anch'io, è una regione secondo me geografica poco conosciuta, perché dalle primarie ma fino alle superiori dei confini sud-orientali dell'Europa si parla molto poco, per vari motivi. Un po' perché siamo più occidentalisti, quindi preferiamo riferirci, che ne so, ad altri continenti, no? Un po' perché la Russia ci è sempre un po' stata sulle scatole, ma io capisco perché. E poi ci sono questi piccoli stati che si sono originati dall'esplosione, dall'implosione, se volete, della Unione Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche, 1989, e da lì poi la caduta del muro di Berlino. E beh, da allora i confini di queste repubbliche ex-URSS, Georgia, Azerbaigian, Armenia, sono sempre stati molto ballerini. Addirittura ce n'è ancora uno che non è chiaro, oltre i Balcani, in questa regione, che è quello del Nagorno-Karabakh, per il quale si stanno ancora facendo non solo delle scaramucce, ma dei veri e propri attacchi molto simili alla guerra, l'ultimo mi pare risale l'anno scorso, 2 anni fa, di cui poco si parla, ed è solo per le posizioni, per vari motivi. Bon, comunque, tornando a noi, intanto è difficile definire il confine europeo, perché ho trovato che possono essere 2 confini, uno spostato all'interno della Russia attraverso una depressione di Umania, cose del genere, e l'altro invece sul Gran Caucaso, che è una linea di spartiacque tra appunto si trova una parte a nord e una parte a sud. A ovest c'è il Mar Nero, al quale noi siamo collegati dal punto di vista geografico e idraulico, perché la pioggia che cade, per esempio, al di là di Sella di Camporosso, a nord di Sella di Camporosso e a nord di Chiusaforte, attraverso Slizza, Rio del Lago, Sava, Danubio, sbocca nel Mar Nero, quindi c'è un collegamento. Torniamo a noi, a est c'è a est c'è il Mar Caspio, poi a sud abbiamo la parte di altopiano iraniano, mentre appunto a nord c'è questo confine che è tracciato dal Gran Caucaso. Quindi se noi consideriamo questo come buono, perché ce n'è 2, ripeto, allora diciamo che l'Europa perde 2 primati. Uno è quello della montagna più alta. Qual è la montagna più alta? A scuola si impara che è il Monte Bianco, no? Con i suoi 4.810 metri. E invece se noi consideriamo questa parte europea, vedremo che il monte più alto è l'Elbrus. Adesso devo leggermi la quota perché 5.642 metri, 800 più del Monte Bianco. E poi l'altro primato è la piovosità. Qua vicino, Musi, abbiamo una stazione più piovosa d'Europa, con i 3.000 mm all'anno, 3 metri all'anno di sommatoria di pioggia. Però se noi andiamo a considerare anche le coste della Georgia, o meglio, la Georgia già non è più considerata Europa, ma quella che confina con la Russia, si arriva a ben 4.000 mm di pioggia, 4 metri, per cui anche questi primati più o meno piacevoli per chi abita da queste parti possono essere travalicati appunto da questa regione. Quindi abbiamo Georgia, Azerbaigian, Armenia. Allora il nostro autore ha sicuramente frequentato la Georgia ed è penetrato anche per un tratto, per quanto gli fosse possibile, in Armenia. E io vorrei chiedergli a questo punto, no? Anche perché nel libro sono riportati alcuni sentimenti in questo senso, qual è stato l'incontro umano con le persone che tu hai incontrato, nonostante l'immagino la difficoltà di dialogo per ovvi motivi linguistici? Grazie Mario per il contesto geografico importante, perché il
Caucaso è al centro di miti, di leggende, geograficamente è appunto possente queste montagne a cui non siamo abituati, montagne orientali, e anche le popolazioni che ci abitano sono rimaste con i costumi, con le tradizioni lì a molti secoli indietro, che ci sono questi svani o svanetti, come si chiamano, che io ho voluto conoscere. Abbiamo queste tipiche immagini, queste torri altissime medievali, e c'è qualche sopravvissuto a quelle comunità degli svanetti ancora esistenti, e io sono stato ospitato proprio sulle montagne del Caucaso da queste popolazioni. L'incontro umano in un viaggio / pellegrinaggio è fondamentale, perché noi siamo abituati a muoverci, che abbiamo tutto comodo, il wifi, i treni, l'albergo prenotato, però oppure anche quei viaggi pellegrinaggi in cui uno, si ritrova con un altro 500.000 di persone e con le app prenoti pure il posto, mentre a me piace, a mio rischio e pericolo chiaramente, una sorta di smarrimento volontario in cui ti trovi dove non sai dove sei, stremato, stanco, malnutrito, non nel senso che non mangi, ma nel senso che magari ti ritrovi appunto in Asia, sì, in una situazione di stress psicofisico volontario in cui sei straniero e in cui poi veramente devi forzatamente fare affidamento all'aspetto umano. Quindi un viaggio molto lungo, che non è che come prendi l'aereo e arrivi in Georgia, si tratta già solo lì di partire da qui che arrivi 15 giorni dopo, di fare, quando ho attraversato i Balcani, tutta la Bulgaria, e dopo lì in quel periodo non c'erano navi da turismo, con pochi al nord, a Odessa, tiravano le bombe, tutto il mare era pieno di sottomarini russi, e non ho trovato una sola compagnia neanche mercantile che mi ospitasse per portarmi dall'altra parte. Io ho detto non voglio prendere un aereo perché devo arrivare lì in Colchide come è arrivato Giasone, via Napoli, perché sennò non posso fare una ricerca così, no? Devo arrivare a vedere tutti gli anfratti come li ha visti Giasone nel mondo. E trovo veramente una compagnia bulgara a un certo punto che mi fa: guarda, ti mettiamo in una tua sono l'unico passeggero io e il personale tecnico, 4 giorni disconnesso dal mondo, niente comunicazioni, cioè il mare 360 gradi lì, cioè a parte che l'isolamento totale, non poter chiamare un amico, insomma ti prende un mal di pancia lì, non puoi mica scendere dalla nave, cioè avevo paura magari della guerra in corso o ritrovarmi in una situazione che non ero capace di affrontare. Telefono offline, il mare lo guardi, è sempre uguale, a meno che non il sole non sia a mezzogiorno, ma se è nuvolo non sai neanche che ora è. E lì andavo su e giù nel punteggio, e lì è un'esperienza proprio che psicologicamente lì fai tabula rasa, e inizia però ad accumulare stanchezza, smarrimento quando torno a casa, dove vado a finire, cosa sto cercando, chi me l'ha messo in testa, cosa sto andando a cercare, chi me lo fa fare. E tutte queste cose nella coscienza non possono succedere a casa tua, in camera, col telefono lì, non possono succedere, però devi stare sempre in quell'equilibrio, no? Di non cadere nell'incoscienza. E che qual è il fatto che non ti fa cadere nell'incoscienza? L'obiettivo, che è portare un valore di unità, di speranza, di concordia, di farlo per portare, per donare qualcosa agli altri, no? Io poi mi sono ammalato, stremato sul Caucaso, dalle fatiche, mi è successo un episodio che racconto nel libro, ho avuto un collasso. Io ero in questi villaggi fra gli svanetti e a un certo punto mi sono accasciato per terra e sono tipo semisvenuto, mi hanno soccorso dei contadini e io mi sono trovato, non sapevo una parola di questa lingua che non è neanche georgiana, al confine fra la Russia e la Georgia a quasi 2000 metri di altitudine. Mi sono trovato a casa di una donna che aveva le mucche in casa, mi mungeva lei con le sue mani il latte e mi ha curato in casa sua. Come si chiama? Porco, è scritto nel libro, ma adesso è facile.
aveva questo tempietto, mi ha portato a vedere, ha visto che ero devotissimo, che ringraziavo, no? Davanti al suo tempietto, e mi ha portato, ha chiesto il permesso del sacerdote Lela. E in queste chiese antichissime, scavate nella pietra, nei cunicoli delle montagne del Caucaso, e ho conosciuto questi svanetti. E ho potuto quindi approfondire e vedere in questi anfratti questo culto reiterato del mantello salvifico, che è stato però traslitterato per esempio nella Panagia, cioè la Santa Madre che viene assunta attraverso questo mantello sacro. Quindi il contatto umano qui è stato fondamentale, perché cioè quando ti credi che tutto sia perduto e una ciotola di latte, lì capisci proprio, lì è la risposta, è quello il bello, in qualche modo. Ho risposto forse un po'. Certo, sì. Sì, questo è il bello della ricerca, perché se noi applichiamo soltanto uno studio filologico, linguistico, storico, importantissimo, imprescindibile, però sono parole che vanno accompagnate alla vita, alla ricerca, alla passione, perché anche un tempio che non è riempito di forze vive o di una propria liturgia, che è la forza vivente, sarebbe come parlare, descrivere un corpo perfettamente. Tu descrivi le ossa, i muscoli, i nervi, è come mettere qui, dividere i pezzi e analizzarli. Ma abbiamo analizzato un cadavere. La vita è proprio il fatto di mettersi in movimento, ma il movimento e la vita è il concorrere l'uno nell'altro, perché se tu prendi un rene e lo togli dal fegato hai ottenuto un cadavere, se prendi un polmone e lo togli dall'altro polmone hai ottenuto un cadavere. L'unità è mettere insieme al servizio per una unità superiore, è il senso stesso della vita. Quindi a me piace fare questi pellegrinaggi alla ricerca di quel fondamento, no? Fra tradizioni antiche e poi il susseguirsi della fede, per esempio nel cristianesimo ortodosso, che è la mia fede, e vedere come, a differenza di quanto ritengono alcuni, l'avvento del cristianesimo non è stato un atto aggressivo, arrivano i cristiani e i templi antichi spariscono, i miti antichi, no? Ecco, questa è un'idea un po' ingenua ed erronea, secondo la mia esperienza. Perché anche nelle mie ricerche in Grecia sulla cornucopia, anche qui questo antico simbolo dell'abbondanza che si ritrova addirittura in epoca preistorica, con queste venere di Lyusel che hanno questo corno legato alla fertilità, lo troviamo in Nord Africa, nei miti egizi, no? Questi corni dal quale esce ogni bene di frutto. Ecco, poi questo mito di una coppa, di un corno dal quale esce senza fine un bene che non si consuma, anche qui nelle prime comunità nella zona della Grecia dove si svolgono i miti della cornucopia, ha ritrovato che in queste chiese qua c'è questo culto cristiano di una cornucopia che ovviamente dà un bene che diventa il pane di Cristo, ma viene assunto un simbolo precedente, quindi non c'è una frattura. E questo è un concetto che la storia ha parlo di concetti religiosi, la storia religiosa ha una progressione che secondo me non è fatta di fratture, è fatta di ulteriori aggiunte che portano a un compimento. Sincretismo. Il sincretismo è una cosa ancora diversa, cioè secondo me è qualcosa che concorre a una maturazione che è un compimento. Almeno questa è la mia impressione dopo tutti questi viaggi. Ecco, quindi nel libro si trova una parte rigorosamente storica, filologica, la parte proprio del viaggio con le foto a colori, anche delle icone, perché sono andato proprio qui, io seguendo Apollonio, Plinio, ripercorrevo i fiumi, risalivo, qua dice c'è quel cucuzzolo lì, andavo, eccolo, devo andare lassù. E seguivo proprio con Ovidio alle mani, con Apollonio, gli anfratti, i fiumi, i cucuzzoli, le montagne, e trovavo che c'erano segni. E proprio dove, il punto, io lì si può calcolare anche i metri, perché gli antichi parlavano di stadi,
3 giorni di navigazione. Io mi sono fatto tutte le mappe e ho detto adesso vado là, e proprio là c'erano segni, antiche chiesette. Apro dentro e c'era una statua con una Madonna che apriva il velo, e lì, cioè, dico, c'è qualcosa, c'è. E quindi parte tutta un'avventura alla ricerca di segni in posti sperduti, dove al momento oggi, insomma, gli storici qua ritengono che siano delle invenzioni, o che comunque si dice questi montanari del Caucaso, no? Cercavano l'oro su questi torrenti con le pelli dell'ariete, quindi i filetti d'oro rimanevano sulla pelle dell'ariete. Ecco nato il mito del velo d'oro. Ma messa così sembra che gli antichi fossero degli analfabeti o dei caprai, ma voglio dire, non puoi nello stesso tempo coevo agli storici antichi e ai poeti antichi vedermi negli antichi i caprai analfabeti. È evidente che c'è di più, perché, ripeto, il mito è dal poeta colorato e enfatizzato, ma qualcosa di vero c'è, e lo scopo della mia ricerca era proprio mostrare questo. Quindi il lettore troverà sia una parte storica e filologica, una parte legata proprio al viaggio, quindi gli aspetti anche antropologici, l'incontro con gli svani, l'aspetto iconografico, perché tutte le icone sono state documentate, fotografate, analizzate, le montagne del Caucaso, e quindi potrà il lettore poi trarre le sue conclusioni fino all'arrivo in Armenia. E questo, insomma, poi giustamente Mario diceva non sveliamo il finale, no, perché se no, ecco. Volevo fare una considerazione che a mio avviso ci sta in tutta questa ricerca. Fino all'arrivo di Schliemann si pensava che Troia fosse un'invenzione, se non che Schliemann con l'Iliade in mano ha cominciato a seguire le tracce come riportate da Omero, e quindi anche il tuo percorso fatto in questo modo ha un suo perché, ha una sua ragione. Poi magari c'è anche chi tende a mettere in dubbio, ma insomma tu che competenze hai per poterlo fare, no? Ma se pensiamo bene che comunque Schliemann non è un archeologo, lo è diventato. Howard Carter, lo scopritore della tomba di Tutankhamon, era andato in Egitto come pittore. Sì, aveva la passione per l'egittologia, per l'antichità egizie, però era stato accompagnato da questo, se non sbaglio era Gardiner, che era un egittologo lui, in Egitto, perché appunto aveva questa passione, ma era un pittore, e così tanti altri. Quindi l'archeologia, sì, è vero, è studio, è rigore, è scienza, eccetera, però soprattutto è esperienza. E quell'esperienza tu l'hai fatta in questo modo, sei andato sul campo, perché quello che fa un vero archeologo è andare sul campo, constatare, no? E quindi quello che hai fatto da archeologo, o come dice Marcello Veneziani, hai fatto da argonauta dei nostri tempi, e quindi è una gran bella avventura. E anche a distanza di qualche anno ti rinnovo i miei complimenti e sono contento di essere stato al tuo fianco, anche se lontano 3500 km, ma in qualche modo c'ero anch'io al tuo fianco. Quindi grazie. No, Tobias mi è stato proprio vicino anche quando avevo degli sconforti. È vero quello che dice, che sì, io mi occupo di filosofia delle religioni, quindi certamente sono più attento all'aspetto antropologico, iconografico, piuttosto che magari quello tecnico. È anche vero che dopo, insomma, io ho steso una relazione e l'ho mandata a un archeologo che dirige una rassegna appunto al Congresso Nazionale di Archeologia a Firenze, ha visto la mia ricerca, mi ha detto: guarda Franz, vieni giù a presentare le tue ricerche al Congresso di Archeologia, perché sono risultati interessanti. E questo è sicuramente avvincente, perché con un repertorio iconografico
che ho apportato, chiunque può vedere, notare somiglianze, naturalmente fare osservazioni, ma bello è questo. Anche nel viaggio in Siria ricordiamo che c'è una trilogia di libri, ma una è L'acqua della vita, una sulle tracce della cornucopia e una è questo libro La ricerca del velo d'oro. Anche lì, per esempio, sull'acqua della vita, io mi sono persuaso che queste fonti dell'acqua guaritrice di cui parlano non solo la Bibbia ma anche altri testi antichi che parlano di un'acqua che aveva la capacità di donare forza, di curare, anche qui questo culto dell'acqua, anche della forza che poi deriva anche il battesimo, no? Quest'acqua redentrice, no? E quindi sono partito con questo percorso a tappe delle acque, quindi sono andato a Tarso, dove era originario Paolo di Tarso, e sono andato sul Cidno, dove Paolo pregava, dove si è fermato a lavarsi Alessandro Magno, ho voluto vederlo con i miei occhi, sono andato all'Eufrate, poi sono andato in remote regioni al confine con la Siria e ho chiesto ai locali le tradizioni, le suggestioni, e scopro che c'è un pozzo che viene considerato il pozzo della grotta dove è stato Giobbe, il biblico Giobbe, che il racconto biblico vuole che è sopravvissuto questi 7 anni suggendo l'acqua salvifica da questo pozzo. Beh, i locali, adesso chiaramente lì ci sono i musulmani, ma portano lì i malati terminali a bere di quest'acqua, convinti che gli dia la forza. Io ho fatto quindi tutto questo percorso e lì stiamo parlando comunque di una zona che è quella di Göbekli Tepe, di Karlan Tepe, cioè di luoghi dove è fiorita la mezzaluna, dove cioè anche lì questo sarebbe il più antico tempio mai scoperto, quello di Göbekli Tepe, no? Che ha un po' rovesciato una prospettiva anche storica, perché si credeva che la religione sorge dall'agglomerato urbano, mentre questo tempio è stato dimostrato è precedente all'agglomerato urbano, anzi, siccome hanno dovuto fare questo tempio, hanno spinto le persone a fermarsi, quindi all'agglomerato, quindi è il sentimento religioso in questo caso che ha spinto all'accrescimento demografico, e proprio in questa zona qui ci sono acque salvifiche, culto dell'acqua della vita. Ecco, questo viaggio al confine con la Siria è stato ancora più rischioso, perché lì fra carri armati, mi hanno sequestrato, volevano derubarmi, e quindi anche questo è un altro gran pellegrinaggio. Come è andata a Firenze quando l'hai presentato? Bene, anche se lì il parterre è diciamo più tecnico, no? Lì per esempio analizzano delle steli con rigore, no? Ma infatti sono stati contenti del mio apporto sulla antropologia delle religioni, no? Che è stato un bel momento, e mi hanno invitato il prossimo anno, mi hanno invitato a fare presentare. Quando ci sarai? E presumo quando accade questo congresso, febbraio. Nel congresso nazionale di Archeologia, sì. C'era fra gli invitati, no? Anche Cristoforo Borgo che fa le ricerche RAI sulla Grecia, Alberto Angela, cioè proprio è un po' per gli addetti ai lavori, perché non deve essere appassionato. Non risparmiano niente. Però un full time di 3 giorni è bello partire. Io non faccio il viaggetto così, voglio dire, in vacanza o così, vado con quella del trovare l'umanità, del trovare le tracce di una unità e di un sogno perduto, ed è la cosa più bella poi, come dicevo, tornare e condividerla con voi. Bene, in quest'ottica adesso condividete il piano della scrivania con l'autore precedente e potrete avere il contatto con noi, il pubblico, nell'acquisto dei libri e nella dedica. Certo.